benvenuti al Salone Nautico, benvenuti in una grande città. Lo dico come sindaco, lo dico come genovese, lo dico come marinaio. Giratevi e guardate Genova. Oggi ho pensato, non posso ripetere la stessa cosa, però invece lo devo fare, perché se ci giriamo e guardiamo perché il Salone Nautico si può fare soltanto qui a Genova. La presenza del governo è per valorizzare le straordinarie competenze in termini di qualità e di innovazione tecnologica che le nostre imprese, che l'indotto che genera le nostre imprese hanno in un settore così importante come quello della nautica. E l'impegno del sottoscritto è quello di semplificare la vita a chi lavora in questo ambito. Normalmente lavoriamo molto in vista del Salone, ma non so dove abbiamo trovato tutte queste forze. E certamente perché sentivamo fortissima la responsabilità, ed è una responsabilità su due fronti, l'ho già detto in conferenza stampa a Milano. L'una è verso tutti voi, è meraviglioso vedere, qui c'è solo una piccola parte di tutti gli espositori, gli imprenditori di questo settore, e l'altra responsabilità certamente accresciuta è verso la città, perché del cui rilancio siamo poi diventati il simbolo. Io credo che questo sia il sistema che veramente ruota intorno al Salone e che trascende il valore del Salone. È il sistema di un paese che vogliamo costruire, quel paese che fa concorrenza a Barcellona come a Hong Kong, a New York come a Sydney, e che ha tutte le capacità per affrontare la competizione mondiale e costruirci intorno un sistema di paese che abbia l'ascensore sociale che è giusto che ci sia,